Coach Baldovin, peccato non essere riusciti a ottimizzare quei vantaggi che si erano accumulati soprattutto nel terzo set, poi Trento ha tirato fuori quella continuità anche al servizio che ha svoltato la partita. Sì, abbiamo avuto l'opportunità di portarci a casa il terzo set con due situazioni di potenziale contrattacco buone, purtroppo non siamo riusciti a sfruttarle e quindi poi probabilmente vincendo quei set lì sarebbe anche potuta essere un'altra partita, però purtroppo è andata così. In quei momenti lì Trento ha anche battuto bene perché ci hanno preso con delle ottime battute da parte loro il terzo set. Abbiamo fatto una buona gara, tutto sommato direi che abbiamo fatto pochi errori, siamo stati efficaci sul primo attacco di cambio palla, però una volta entrati nello scambio abbiamo fatto fatica poi a concludere le situazioni di contrattacco che ci siamo creati, un po' per demerito nostro, un po' perché loro comunque a muro difesa, in particolare in difesa, sono una grande squadra. Adesso ci sarà il derby con Verona, ovviamente Verona è una squadra che anche questa ha bisogno di punti in classifica, cos'è che bisogna fare, cosa tenere di buono da questa serata e da ottimizzare per la prossima partita? Tenere di buono diverse cose, chiaramente sarà una partita diversa, lo sappiamo, sarà tematiche diverse da giocare, noi dobbiamo cercare di avere un po' di più continuità di gioco tutto sommato, quello che è un po' dall'inizio dell'anno che ci manca, perché anche stasera si è visto un'ottima pallavolo da parte nostra, però dei buchi in alcuni momenti che chiaramente per battere una squadra come Trento e anche come Verona non ci si può permettere.